Saluto sul governo de sa Sardegna e tutto il suo popolo sardo. Onorevole Presidente, ho ascoltato giorni fa con molta attenzione e non le nascondo con tanta preoccupazione le sue dichiarazioni programmatiche. Devo essere sincera, l'unica cosa che mi ha colpito e che ho apprezzato è l'emozione nel corso del suo intervento. Sul piano del metodo ci preoccupa invece la disinvoltura e la spregiudicatezza politica nell'affrontare e dare risposte ai nodi storici irrisolti della cosiddetta autonomia e alle emergenze attuali della società sarda nell'era della globalizzazione mondiale. Globalizzazione che noi riteniamo un nuovo processo di colonizzazione per il popolo sardo. L'identità è l'unica diga a questo processo di distruzione delle culture politiche, sociali ed economiche minoritarie. La storia del nostro popolo, della nostra nazione, ancora oggi mancata, pur con le sue contraddizioni, è un esempio di una resistenza antica a questi fenomeni di assoggettamento. Presidente, quando lei sostiene ci troviamo in una fase di transizione con un sistema bipolare che pone le basi per evolvere verso un effettivo bipartitismo. Presidente, le chiedo cortesemente, si sente un brusio che mi infastidisce. Se riusciamo a fare un po' di silenzio, lasciamo... Le ripongo la domanda. Quando lei sostiene ci troviamo in una fase di transizione con un sistema bipolare che pone le basi per evolvere verso un effettivo bipartitismo, eccetera, eccetera. Come pensa di coniugare questo concetto di annientamento di tutte le diversità politiche all'esterno del bipartitismo con le sue dichiarazioni sull'identità? Le sue affermazioni sono pericolosamente generiche, vuote e purtroppo contraddittorie. Di fatto lei intende distruggere le diversità incominciando da quelle politiche. Il bipartitismo è teso a cancellare ogni forma di differenza, come se la diversità non fosse una garanzia per la democrazia e una ricchezza per la politica, l'economia, la cultura. La nostra diversità sarda è da preservare e sviluppare per non essere omologati. I suoi concetti di modernizzazione della politica, della società, della cultura e dell'economia sarda ci ricordano tristemente quella modernizzazione industriale a noi imposta dalla civilizzazione italiana e da noi subita sin dagli anni '60. Si tratta di fiumi di soldi, chiamati piani di rinascita, destinati allo sviluppo e benessere della nostra gente, ma che non sono mai stati goduti e gestiti dai sardi. La nostra storia dice che essi hanno fatto la ricchezza di alcuni potentati locali, dei smerisi strangius della petrolchimica, lasciando a tutt'oggi miseria, disastri ambientali, malattie, disoccupazione e distruzione delle economie locali. Tutto questo è avvenuto con gravi e innegabili responsabilità della classe politica sarda. Presidente, a noi queste sue modernizzazioni non piacciono, siamo contrari e non possono che farci preoccupare. La promessa del rispetto della minoranza, cui si è molto insistito qui in aula, è un dovere di ogni democrazia. Scusate, però così non si può andare avanti. Presidente, faccia il suo dovere, per cortesia. Chiedo scusa se riusciamo a fare un po' di silenzio, perché il brusio di sottofondo evidentemente dà fastidio a chi parla. Quindi la promessa del rispetto della minoranza e quindi dell'opposizione in regione, Presidente, non può essere una sua gentile concessione, ovvero una concessione del principe, come è stato già detto in precedenza, ma esso è una prerogativa della democrazia sancita dalla Costituzione e dallo Statuto. Il concetto di rispetto delle minoranze è un dovere di ogni democrazia parlamentare, oltre che fondamento di essa stessa. Questo avviene anche nelle democrazie anglosassoni. Il concetto da lei espresso, anticipato anche dalla Presidente onorevole Claudia Lombardo, alla quale fra l'altro vorrei rinnovare i miei migliori auguri, ma non è in aula,
È più consono ad una certa cultura politica, la cultura del principe, propria delle democrazie autoritarie. Nella storia questa prassi è stato il preludio di sistemi autoritari e fascisti che hanno privato la gente della libertà culturale, politica ed economica, negando ai popoli le loro diversità e peculiarità. Sul concetto di democrazia partecipativa non coincidono i nostri concetti. Prevede un ribaltamento dei ruoli di potere e di decisione, cioè la restituzione della politica alla società, per cui ogni decisione deve provenire dal basso, essa deve essere discussa e condivisa. Il metodo partecipato da lei esposto nelle sue dichiarazioni, come capacità di ascolto, eccetera, eccetera, sono più simili e propri ad operazioni di marketing politico. Lo stesso metodo usato per il lancio di un prodotto di consumo di cui non si conosce neppure la bontà e la qualità. Problema sanità. Tocco i punti che mi hanno particolarmente colpito. Rispetto alla sanità, Presidente, non è chiaro il concetto secondo cui il suo intento è quello di coniugare aspetti di carattere sanitario con quelli di carattere finanziario. Proprio non era chiaro e io non lo capisco. Intende per caso privilegiare la sanità privata rispetto a quella pubblica? L'assistenza sanitaria è un diritto inalienabile di ogni cittadino, per cui come diritto e bene comune deve essere principalmente pubblica, per permettere a tutti i ceti sociali di poterne usufruire sia nell'aspetto qualitativo che quantitativo, quindi non può che essere prevalentemente pubblica. Privilegiando il servizio privato, il diritto alla salute sarà inevitabilmente di categoria Z per le fasce più fragili e di categoria A chiaramente per chi potrà pagarsi le assicurazioni. Questo modello di sanità tipicamente americano oggi è messo in discussione dalla stessa America di Obama e questo è sotto gli occhi di tutti. Sul piano integrato di sviluppo e il rilancio delle vocazioni produttive tradizionali, quindi agricoltura e produzioni agropastorali, e le politiche di sostegno al primario, lei sostiene, tra virgolette, che però non potrà pretendere di ottenere più di ciò che il mercato consente. Intende dire per caso che i soggetti che partecipano alla produzione devono essere condizionati o assoggettati alle esigenze di un mercato mondiale globale, un mercato a noi estraneo, che decide cosa dobbiamo produrre, cosa dobbiamo mangiare, chi dobbiamo essere e che ha come unico obiettivo il proprio profitto. Presidente, lei intende adeguarsi alle esigenze di un mercato globale che interpreta l'uomo come consumatore e a sua volta un prodotto di consumo? Sulla pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, prevede un'ampia restituzione dei poteri agli enti locali, come se sino ad oggi poi ne fossero stati privati ed esclusi. Le sue affermazioni hanno come conseguenza una mancanza di programmazione diversificata e condivisa, quindi uno spezzatino del territorio e dell'urbanistica dove gli egoismi locali daranno origine ad un far west del territorio. Ci riferiamo chiaramente ad un saccheggio senza regole in cui le leggi del profitto legate al mattone imporranno ai sardi di dimenticare la possibilità di uno sviluppo ecocompatibile tanto ambito e di una reale difesa e preservazione dell'ambiente come parte integrante del nostro patrimonio identitario e come tale un bene insostituibile della nostra diversità. Il metodo urbanistico da lei proposto lo conosciamo già e ha una risposta. La risposta è il dramma dell'alluvione di Capoterra, dell'Interland cagliaritano, che ormai si ripete stagionalmente, e ad esempio anche la stessa situazione di Olbia, una città costruita senza regole sui letti di fiumi e su stagne. Ma prima o poi bisogna fare i conti con la natura violentata. È solo questione di tempo. La natura si riprende sempre i suoi spazi e spesso a costo di vite umane innocenti, come è già avvenuto. Mi sorprende che il Presidente dei Sardi non faccia riferimento alla grave crisi finanziaria mondiale, che ancora non si è abbattuta con tutta la sua ferocia, facendo regredire e mortificando ancora di più la nostra economia.
Mi sorprende che questa classe politica... Mi rivolgo, aspetto che finisca. Presidente, non sarà con Putin. Presidente Cappellacci. Mi sorprende che questa classe politica non sia così matura da dare indicazioni concrete ai sardi su come organizzarsi per fronteggiare questa crisi. Il potenziamento delle economie tradizionali, caro Presidente, può essere una risposta che noi le suggeriamo. La riforma Gelmini, per passare poi agli aspetti della cultura, scusate, l'eliminazione del diritto allo studio e lo smantellamento della scuola pubblica sta dando già i suoi frutti avvelenati. Circa 2.000 insegnanti in Sardegna stanno per perdere il proprio lavoro, creando apprensione e disagio alle famiglie e impoverendo ancora di più il territorio già provato. Logica conseguenza sarà un ritorno all'analfabetismo, alla privatizzazione degli strumenti culturali necessari per l'emancipazione del nostro popolo e per la costruzione di una società migliore. Presidente, cosa intende fare in concreto per far sì che ciò non avvenga? Io le chiederei un impegno solenne in questa sede in difesa del diritto allo studio dei sardi e in difesa dei posti di lavoro. Le chiediamo in quest'Aula un impegno reale e non formale, se può. Non è più tempo né di barzellette, né di inefficaci sorrisi, né di impegni elettorali mai rispettati, né di bugie mediatiche che con l'aiuto della stampa compiacente hanno concorso alla vittoria del centrodestra e all'inganno dei sardi. Ma anche la pazienza dei lavoratori del Sulcis e del petrolchimico di Porto Torres non è illimitata. Sulla chiusura del suo discorso, Presidente, che Dio ci aiuti, anzi mi sembra che è ricorrente in quest'Aula, Presidente, le ricordo che le istituzioni sono laiche, che dobbiamo essere rispettosi dei ruoli e della separazione dei poteri fra Stato e Chiesa, fra Stato e religioni. Rispetto laicamente ogni sentimento religioso e quindi anche il suo, ma Presidente, lasciamo questo inquietante melange di potere politico e religioso a George Bush, che fra un'invocazione e l'altra ha incendiato il mondo con le sue guerre. Sulla sua affermazione riguardante l'imprescindibilità delle scelte del governo della Sardegna dal governo italiano ci sarebbe da aprire un lungo capitolo. Intanto vogliamo dirle che a Sardegna tene da bisogno di un presidente senza meris, con sa conca in Sardegna, e gli traballi di con i sardus, poi sardus. Il nostro sviluppo economico non può essere né disegnato né determinato fuori dalla nostra terra e tantomeno altri possono imporci delle compatibilità che invece si chiama con la lingua degli italiani dominanti priorità, asservimento, dominio e servitù coloniale. Il diritto del popolo sardo alla propria autodeterminazione, alla difesa e affermazione della sua identità di nazione, alla sovranità, all'indipendenza, ad una vita ricca e felice non può essere concessione del principe di turno, ma sarà il frutto della nostra consapevolezza. Onorevole Presidente, io le auguro buona sorte. Grazie.